Grazie per l'alternanza, consigliere Cortellazzo. Scusa. Sì, grazie, che me la date in due la parola. Grazie. Io, Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta, chi mi ha preceduto, io non penso di rimanere nella storia, tutt'altro, non ho neanche questa ambizione. Però, al di là delle citazioni riportate, io, guardate, sono molto più pratico, più pragmatico. Google. Allora, siccome anche Valdegamberi, che non so, lui forse rimarrà nella storia di Badia Caravena, ma quando mi ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione, rischierei anche di... allora sì, passerei alla storia. Io ho sentito più volte richiamare dal fronte del sì l'autodeterminazione, ma guardate che l'autodeterminazione dei popoli è tutt'altra cosa rispetto a quella che viene richiamata nel quesito del progetto di legge, perché l'autodeterminazione dei popoli, cito, il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l'indipendenza. Allora, se vogliamo buttarla in vacca, diciamo che noi rientriamo in questa fattispecie. Se invece vogliamo rimanere nella ragionevolezza, siamo da tutt'altra parte. Per cui, per cortesia, non citiamo riferimenti normativi che hanno anche ricaduta internazionale a sproposito. L'autodeterminazione dei popoli non c'entra nulla con questo progetto di legge. Allora, Presidente, io non voglio neanche addentrarmi, non vedo il mezzo eroe della giornata Valdegamberi, non mi soffermo neanche sull'aspetto finanziario, perché guardate, poi dopo alla fine, quando si entra nel merito delle questioni, c'è chi più in maniera disinvolta si informa. Guardate che l'indizione di un referendum, così come la state in qualche maniera veicolando, ma sì, lo facciamo in maniera consultiva. Chi paga? Abbiamo centinaia di imprenditori che lo finanzierebbero. Bene, ma perché sia indetto dal Consiglio regionale, va bene, c'è bisogno di una posta finanziaria. Poi dopo ci saranno delle devoluzioni, delle elargimenti, quello è un'altra cosa, ma elargizioni, scusate, ma se no questo progetto di legge, ed è qui dove ovviamente la fretta, il Ferragosto e quant'altro ha calendarizzato questo progetto di legge in maniera troppo, diciamo, in maniera frettolosa, perché se io parto dal presupposto che in aula viene un progetto di legge che non ha, lasciate stare il presupposto costituzionale o meno il 126, Presidente, hai ragione, non ci spaventa mica il problema che ci sciolgano il Consiglio regionale o che ti facciano decadere, insomma, tu diventeresti un eroe e qualcun altro magari in qualche maniera griderebbe alla vittoria. Ma nella misura in cui arriva in aula al voto un provvedimento che non ha la copertura finanziaria, perché di questo si parla, perché
addurre un residuo di fiscalità nazionale, cioè come dire tutto e dir nulla sulla procedura. Insomma, adesso è chiaro che è arrivata una manovra emendativa da ieri ad oggi, ma io vorrei ricordare che i 5 articoli del progetto di legge sono abbastanza complessi. Allora, prima Marotta ha citato i pareri dei giuristi, che io non vorrei tediare, guardate, io cerco veramente di essere abbastanza rapido ma i signori che sono stati nominati nella commissione non li ho mica nominati io, cioè Bertolissi, Rota, Petralia, Benvenuti. Dopo, giustamente, chi l'ha insediato, i 2 presidenti hanno anche, giustamente, secondo me legittimamente, inserito 2 autorevoli esponenti del sì al referendum, e sarebbe stato, secondo me, anche sbagliato fare una commissione solo io non posso mica esimermi dal fatto che questi signori non hanno, in maniera, con tutto il rispetto di Dorotei, fatto una citazione così all'acqua di rose. Ho detto, guardate, che non rientra nel processo dell'ordinamento vigente. Dopo, volete fare una consultazione? Fatela. Io mi riferisco prevalentemente all'intervento che ha fatto Tesserin. Io non vivo fuori dal mondo, al di là di come la possono pensare tutti, e ho rispetto di tutti coloro che hanno posizioni anche diverse, ma so perfettamente che il sentimento di tanti concittadini veneti è quello di essere in profondo disaccordo spesso con decisioni dello Stato centrale, perché al di là degli aspetti economici, al di là di tutti gli aspetti che voi volete richiamare, insomma, noi tutto sommato siamo un popolo virtuoso dal punto di vista economico, facciamo anche le nostre opere pubbliche quando ci vengono dati i soldi, abbiamo delle disavventure come le alluvioni e ci vengono dati i soldi e li spendiamo in 2 anni, facciamo opere, paghiamo le aziende, per cui insomma ritengo che in maniera molto virtuosa noi dobbiamo anche evidenziare le nostre potenzialità, e sono, se volete, ancora più estremista di Tesserin, e non è che ho bisogno di fare outing. Io provengo, il mio primo partito era il Movimento Sociale Italiano, poi dopo ho aderito ad Alleanza Nazionale, per cui il mio Stato e la mia forma mentis è di uno Stato unito. Certo, ma io per questo motivo non sono mica qua a non evidenziare, a sottrarvi a quelle che sono evidenti sono evidenti disparità tra trattamenti in altre regioni rispetto a quelle settentrionali. Io, guardate, ma tanto per uscire dal politichese, per uscire dal politichese, io, guardate, non avrei titubanza, non vedo Zaia, non vedo nessuno, non avrei problemi a votare un provvedimento non lanciato dal sottoscritto o da qualche esponente del PDL, ma che era il cavallo di battaglia l'anno scorso, a febbraio, alle elezioni regionali in Lombardia: tratteniamo il 75% delle risorse in Veneto. Quello lo voterei all'istante, ma rientra in un ragionamento di costituzionalità. Tutto il resto, scusatemi, secondo me
il cavalcare l'onda da parte di qualcuno che non la pensa neanche così ci sono veramente consiglieri, colleghi, che sono indipendentisti dalla nascita e io li rispetto. Qualcun altro che strada facendo ha ritenuto che magari prendendo 20 preferenze in più o 50 preferenze in più, allora forse è meglio darla senso, senza riferimenti. Allora, guardate, colleghi, io potrei prolungarmi sui pareri. Non vedo il Presidente della Giunta, ma io parlo ovviamente all'Aula e al Consiglio. No. Era senza fare come Marotta che ha citato tutto. Io in un minuto cerco di leggervi il parere dei due, responsabili giuristi del Consiglio della Giunta. Dopo un'attenta analisi alla luce del diritto costituzionale interno e della giurisprudenza della Corte Costituzionale e dello Statuto del Veneto, concludono l'impossibilità di indire un legittimo referendum consultivo sull'autodeterminazione del popolo veneto, ponendosi in contrasto con l'articolo. Guardate, potrei leggervi tutte le motivazioni, ma di fronte a una considerazione messa per iscritto da parte del nostro rappresentante del Consiglio dal punto di vista legale e quello della Giunta, ma come possiamo procedere in una direzione del genere? Allora, io, guardate, siccome prima nell'intervento del Presidente Zaia serpeggia che qualcuno vuole rinviare la discussione, sia mai, sono io non voglio rinviare la discussione, io ritengo che sia opportuno discutere in maniera approfondita e costruttiva nella Commissione competente. Noi stiamo parlando e stiamo affrontando un progetto di legge che non ha neanche avuto il parere della Commissione, ma non per negligenza dei membri o del Presidente, perché non c'erano gli elementi per esprimersi. Caspita, ma è possibile che 4-2 o 5-1, 4,5, 1,5, quelli che sono i cose, noi non siamo in grado di fare una sintesi, un parere finale? E su quello la Commissione si esprime. Io sono per una autonomia sfrenata, il 116 e il 119, io c'ero e qualche altro collega c'era nella legislatura, non mi ricordo più perché ormai sono diventato vecchio, qual era quella quando abbiamo fatto i provvedimenti sul 116 e 119, forse quella del 2000-2005, c'era la settima, la penultima, vabbè, dove praticamente quasi all'unanimità abbiamo detto esercitiamo fino in fondo in maniera anche oltre il 116 e il 119. Sì, piccola parentesi, il presidente di allora era Giancarlo Galan, voglio dire, no, perché siccome prima qualcuno citava il tweet, vuol dire è lo stesso tweet, non c'era Twitter, ecco perché insomma. Sì, sulla Mon dovevamo andare a casa perché passava un comune. Allora, io guardate, senza nulla togliere a nessuno, e proprio perché io vorrei potermi esprimere su provvedimenti che abbiano, nel limite della procedura costituzionale, efficacia e legittimità, il che vuol dire autonomia e, se mi permette, anche soldi legati all'autonomia, perché noi spesso negli anni abbiamo rivendicato competenze e poi dopo alla fine siamo nella condizione che abbiamo l'ANAS regionale, cioè Veneto Strade, e non abbiamo i soldi per manutentare le strade. Allora, attenzione anche a tutta una serie di virtuosità. Allora, guardate, a titolo completamente, estremamente personale, come cita
l'articolo 51 del regolamento del Consiglio, per cui guardate, io non ho né paura che venga respinta la mia richiesta, non ho né esaltazione se viene approvata, ma ritengo che sia Per cortesia, giusto e opportuno che una tematica importante e fondamentale come questa sia trattata nella maniera, nei modi e nelle tempistiche giuste e corrette. Ecco perché ritengo che la Commissione, prima che è quella preposta, debba fare un lavoro di preparazione anche sulla base del progetto di legge, prendendo anche qualche spunto dal progetto di legge di Valdegamberi e dei colleghi della Lega, per arrivare a un provvedimento che anche per bocca del collega Tiozzo esprimere diciamo già un assenso, non un per divieto cortesia, a una discussione su una per richiesta cortesia di andate al vostro autonomia, posto. e non è voler evitare o buttare la palla avanti per 15 giorni, perché sennò, guardate, di fronte al PDL 366 io voterei contro, io personalmente voterei contro, ma non è quello il problema. Io vorrei poter esprimermi e votare un provvedimento che abbia una procedura e una legittimità corretta e che possa andare anche nella direzione che ha detto nella parte di premessa il Presidente della Giunta, tanti colleghi che mi hanno preceduto e tanti che non so se parleranno dopo. Per cui, Presidente, ai sensi dell'articolo 51, io chiedo che il provvedimento torni in Commissione perché vada esaminato in quella. Guardate, in maniera molto trasparente, chi vota lo vota, chi non lo vota andiamo avanti col percorso. Ma ripeto e ribadisco, la motivazione non è evitare o buttare il problema fra un mese e 15 giorni, è perché ritengo, dal punto di vista da consigliere regionale e anche componente della prima commissione, di potermi esprimere su un provvedimento che sia, legittimo. Grazie. Sì, grazie consigliere. Un attimo di attenzione per cortesia. Se state zitti un attimo la chiariamo. Il consigliere Cortellazzo ha posto la questione sospensiva e ai sensi dell'articolo 51 va votata. Si possono esprimere due consiglieri, uno a favore e uno contro. Chi intende intervenire a favore o contro? Consigliere Tosato, contrario. Prego, consigliere Tosato. Ma io credo che abbiamo tutti gli elementi per assumerci la responsabilità come consiglieri regionali del Veneto di votare questa proposta di legge. Abbiamo già affrontato una discussione simile non più di 2 mesi fa. Mi sembrerebbe ridicolo che rinviassimo ulteriormente in Commissione la discussione su questa legge. I termini sono chiari perché abbiamo letto tutti i pareri necessari a farci un'idea sulla legittimità di questo provvedimento, abbiamo la legittimità degli elettori veneti che ci hanno democraticamente eletti per assumerci la nostra responsabilità di votare a favore o contro questa proposta di legge. È evidente che rinviare in Commissione questa proposta ha un significato molto chiaro, non è quella di approfondire l'argomento, è semplicemente di togliersi l'imbarazzo di dover assumersi la responsabilità di esprimere un voto chiaro rispetto alla proposta che stiamo votando. Io sono contrario quindi alla impostazione che è stata data, quella del rinvio. Credo che sia la peggiore delle risposte che può emergere da questa seduta di Consiglio regionale, perché è legittimo assumersi la responsabilità di votare contro, ma
ingannare i cittadini veneti, tutti coloro che oggi hanno manifestato, prendere in giro i consigli comunali, che ormai sono già 70 comuni della nostra regione, che hanno votato a favore della discussione e dell'approvazione di questa proposta di legge, e ce ne sono molti altri che hanno convocato consiglio nelle prossime settimane a sostegno di questa proposta e del fatto che i consiglieri regionali facciano quello che è il proprio dovere, e cioè quello di votare le leggi, non di boicottarle, non di rinviarle, non di aggrapparsi a 1000 giustificazioni, a pareri legali, che ovviamente saranno sempre contrapposti. Non ci sarà una univocità di pareri rispetto alla legittimità del provvedimento. Noi ne abbiamo in grande quantità, ognuno di noi ormai si è fatta un'opinione e abbiamo quindi tutte le carte in regola per poter in modo consapevole, in modo legittimo, esprimerci con il nostro voto rispetto a questa proposta di legge. Quindi mi sembra che la soluzione del rinvio è la risposta peggiore che un Consiglio democraticamente eletto possa dare ai suoi elettori e ai cittadini che dovrebbe rappresentare, assumendosi le proprie responsabilità. Grazie. C'è qualcuno che intende intervenire a favore del rinvio? A favore del rinvio? Non c'è nessuno? No, sull'ordine dei lavori dopo la votazione. Se non c'è nessuno a favore del rinvio, mettiamo in votazione. Non è prevista. Non è votazione finale, quindi possiamo fare votazione per appello nominale. Un attimo di silenzio per cortesia. È una norma che abbiamo approvato noi, non l'abbiamo fatta al momento. Allora, se non ci sono interventi a favore del rinvio, mettiamo in votazione il rinvio così come proposto dal consigliere Cortellazzo. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. La proposta è approvata, quindi il provvedimento viene rinviato in commissione. Il Consiglio è chiuso.